Presentato sabato a Porto Empedocle presso la Torre Carlo V l'ultima fatica letteraria del sociologo Francesco Pira, Giornalismi, scritto in collaborazione con Francesco Altiner, che tratta di fake news e comunicazioni social, un tema molto attuale. L'iniziativa è stata organizzata dal Lions Club Distretto Chiaramonte, dopo il saluto istituzionale del presidente del Lions Giuseppe Freni e quello della prima cittadina Ida Carmina, che si è dichiarata anche lei vittima delle minacce e delle bufale del web. Si è svolta la tavola rotonda con l'autore, moderata dalla collega Margherita Trupiano, con Salvatore Puma, già presidente dell'Ordine dei Medici, Danilo Verruso, presidente dell'Associazione Culturale Oltrevigata, Stefania Laporta, assessore alla cultura del Comune di Porto Empedocle anche nella sua qualità di psicologa, e l'avvocato Gaetano Salemi, delegato del governatore Lions. Presente per l'occasione anche il dottore Angelo Collura, recentemente nominato vicegovernatore regionale Lions. Giornalismi si presenta a Porto Empedocle, un libro importante che è stato già presentato in altre piazze, anche fuori dalla Sicilia, che mette a conoscenza, istruisce sui rischi delle fake news, sulla loro ricaduta anche sociale. Ma sì, poi insomma ci sono casi di stringente attualità. La finta lettera del padre che era morto 15 anni fa di Marta, la ragazza che è rimasta vittima della tragedia di Genova, è veramente quanto di più orribile possa concepire una mente malefica, e che sicuramente ormai ci porta verso un cannibalismo mediatico, e le fake news rappresentano effettivamente un'emergenza serissima dal punto di vista sociale. Quindi il mio libro è di stringente attualità, e dovunque si sta parlando di questo fenomeno, che non è un fenomeno astratto, ma è un fenomeno che molto spesso ha dei risvolti politici anche abbastanza antipatici. Quindi penso che su questo bisognerà continuare a discutere, a dibattere, ma soprattutto giornalisti ed editori devono trovare una nuova formula per combattere questa deriva pericolosissima di un giornalismo che in questo momento è in forte crisi. Le fake news rappresentano oggi sicuramente una criticità perché molti giovani purtroppo molto spesso cadono in queste trappole mortali. Noi sappiamo che adesso l'utilizzo dei social è diventato ormai contagioso e quindi fa parte della nostra vita quotidiana. Oggi non si dialoga più, si dialoga con i telefoni, si dialoga con i tablet, con gli smartphone, eccetera. Per cui tante notizie, di tante notizie non si conosce ovviamente la reale provenienza, e questo è molto difficile. Quello di oggi è un evento che mi auguro possa dare delle indicazioni significative non soltanto agli intervenuti a questa splendida, mi auguro serata, ma possa dare anche delle indicazioni a tutte quelle famiglie che ovviamente giornalmente si trovano a dover affrontare queste problematiche. Sebbene in piena estate, il Club Chiaramonte questa sera ci ha invitato facendo veramente dando vita a questa bellissima iniziativa che tratterà un argomento molto attuale, che sono le fake news, e in tutto questo verrà anche discusso un argomento molto importante, che è l'importanza delle vaccinazioni. Il Lions sul territorio è sempre presente, e grazie anche agli uomini che vi stanno dentro sicuramente anche la comunità ne beneficia in termini concreti, soprattutto anche sull'informazione e sulle cose già fatte. Siamo orgogliosi di trattare una tematica oggi quanto mai attuale, che sono le fake news, sono i social, l'utilizzo dei social con i suoi pro e i suoi contro. E quindi io ringrazio fortemente il Lions Club Agrigento Chiaramonte, che ha voluto questo evento e che lo ha realizzato nella nostra cornice della Torre, che è un luogo di cultura per eccellenza da qualche anno. Veramente mi fa piacere che si parli di tematiche quanto mai attuali oggi, con i rischi che purtroppo i social possono portare nella società di oggi. Tutti noi subiamo, io poi in politica in particolare, queste fake news, la disinformazione imperante che dilaga, e per la verità si rifà un detto antico che era: calunniate, qualcosa rimarrà. Ora questa calunnia tende a diventare globalizzata e si pone contro la verità e quindi contro la libertà e l'effettiva democrazia, perché il popolo disinformato è soggetto alla tirannide. Questo ce lo insegnano dai tempi antichi. Anche Nietzsche diceva, ripreso poi da Hitler, che puoi far credere, ripetendo una bugia più volte, che il peggiore degli inferni sia meglio del paradiso. Ce lo insegnano le dittature odierne quando impediscono la diffusione delle notizie della realtà.